vi do il benvenuto. Prendo spunto da un post che ho letto sulla bacheca Facebook di un collega che è presente, che è Davide Dattino, che dice: finalmente torniamo dentro. Non c'è una partita oggi, giusto? Era quello il senso. Per fortuna non c'è, sempre. perché non eri in forma? No, dai. No, perché parliamo sempre parliamo con tutti. No. Però insomma il senso era questo: oggi non vediamo una partita, però assistiamo comunque alla spiegazione di un'esperienza, no? Di come il calcio, che comunque io considero da sempre un po' una parabola della vita in tutti gli ambiti, qua dentro assuma un significato ancora più importante, un percorso attraverso il quale veramente si può andare sopra la barriera. Di solito quando il pallone passa sopra la barriera è gol, anche se ci passa di fianco, quindi no, non è così, Assessore? Siete disperati, pensavo. E no, non è proprio sempre così, ogni tanto finisce alto, ogni tanto finisce a lato, però l'importante è provarci, provare a fare quel tiro, giocare quella partita, arrivare al risultato, e se non arriva al risultato comunque essere contenti, come ha detto anche l'allenatore del Padova quest'anno, del percorso fatto, del viaggio, che a volte è anche più bello del traguardo, del risultato che magari non arriva. Io non mi dilungo oltre, perché oggi comunque il senso di questa giornata è la proiezione, la vedremo tra poco, di un docufilm che documenta tutto quello che ho cercato di sintetizzarvi in poche parole. Si chiama Sopra la barriera, calcio, detenzione e rieducazione. Chiamo vicino a me subito la direttrice della casa di reclusione, che è Maria Gabriella Lusi, che ringrazio di essere qui. Ovviamente lei introdurrà quello che è un po' il senso di questa giornata, di questo docufilm e di questa esperienza, perché il calcio è comunque una grandissima, fortissima, intensissima, emozionantissima esperienza. Benissimo, innanzitutto buongiorno, io sono felicissima di condividere questo momento con tanti ospiti illustri presenti, che ringrazio, con detenuti, giornalisti, il presidente della squadra pallavolo. Sono veramente felice perché credo che oggi il carcere possa in qualche modo identificarsi in una grande squadra, no? Abbiamo parlato di una squadra di calcio, in realtà tutti quanti insieme siamo una bella squadra che nello specifico vede nello sport, nel calcio, quell'elemento del trattamento che costituisce un'esperienza fondamentale in carcere. Perché? Perché ci riporta ai valori dello stare insieme, al valore della regola, al valore della disciplina, valore del risultato più importante di tutti, che è quello di impegnarsi per star bene insieme. Il risultato finale, quando arriva, gratifica, ma ciò che importa è proprio il percorso, e la qualità di questo percorso è simboleggiato dalla Coppa Disciplina, che mi dicono anche quest'anno avete ricevuto. Per me è, in qualità di direttore dell'istituto, è il premio per una scommessa, ecco, che so che risale negli anni, quindi Lara Mortallini, che è presidente di Pallalpiede, testimonia appunto di un'esperienza che ha radici nel passato, ma che intendiamo sicuramente rendere sempre più vigorose, proprio perché crediamo nel fatto che attraverso lo sport si possa migliorare come persone e si possa fare quell'esperienza di vera e autentica vittoria che è data appunto dalla squadra, dal sentirsi appartenere. Quanto è importante il senso di appartenenza, quanto è importante fare un passo indietro per il bene e l'interesse di tutti, è ovviamente importante, oltre che scontato. Veramente grazie, io faccio i complimenti e come rappresentante dell'istituto, oltre a significare l'importante lavoro di squadra che realizza anche tutto il personale dell'istituto per portare avanti questo progetto che, pur ormai appartenendo alla storia del carcere, non dobbiamo sottacere essere impegnativo sotto tanti punti di vista, prima tra tutto quello organizzativo.
Tuttavia, ecco, siamo qui per dire una grande squadra accoglie, che è quella del personale dell'istituto, è pronta ad accogliere, a continuare ad accogliere la squadra dei Pallalpiede, e lo fa con la convinzione che deriva dal fatto che lo sport serve, aiuta a star bene, a star meglio e anche a sentirsi importanti. Grazie. Un po' i numeri di quella che è la realtà di Pallalpiede, nata nel 2014, partecipa da 11 stagioni al campionato provinciale di terza categoria di Padova, FIGC LND, e mette insieme veramente ragazzi dalle diversissime esperienze, anche da diverse nazionalità. I numeri parlano chiaro, abbiamo nominato la Coppa Disciplina, ne ha vinte 8. Primo posto nel girone campionato 18-19, secondo posto campionato 14-15, terzo posto nel campionato 17-18. Insomma, questi sono numeri importanti che danno anche proprio l'idea di un percorso anche di qualità, di tecnica, di tattica, insomma, di chi guida questi ragazzi, che cerca di dare loro anche proprio una bellezza, un gioco, un qualcosa che vada al di là poi anche dello stare insieme, di quello che è il percorso principale, che è appunto un imparare, insomma, una rieducazione, no? Un rientro in quello che è fuori di qui, che possa avvenire qui dentro. Io chiamo al mio fianco adesso, sto guardando negli occhi, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. Buongiorno, benvenuto. Li abbiamo snocciolati adesso, di una realtà che, insomma, dal punto di vista calcistico e umano dice davvero tanto. Si dice tanto, va rafforzata, consolidata. Giustamente lei e la direttrice parlavate prima dell'importanza del percorso, in questo caso a maggior ragione il percorso è ancora più importante del risultato. Quando noi facciamo a livello di Lega Dilettanti la nostra festa, che è la festa delle benemerenze, premiamo dei dirigenti, delle società che hanno 25, 40, 50, le società 75, 100 anni di storia, e allora quello è il premio veramente che viene dato al percorso, e quindi alla continuità e alla logica di privilegiare la dimensione del fare tutti i giorni rispetto a un evento anche positivo che può capitare un giorno, un anno, una stagione, ma poi non capita sempre. Ecco, in questo caso a maggior ragione l'importante è il percorso, e penso che Pallalpiede, che è la realtà più strutturata come dal 2014, nel contempo sia per tutti i giocatori che sono qui a Due Palazzi un'opportunità e una responsabilità. È un'opportunità perché naturalmente il gioco costituisce un momento di divertimento, di svago, di competizione e di contatto importante con le altre squadre che vengono a giocare, e quindi c'è un'opportunità che va valorizzata e salvaguardata, ma è anche una responsabilità, perché naturalmente essendo un'iniziativa che è un'iniziativa pilota, ce ne sono altre in altre carceri di minore livello, a livello agonistico, a livello amatoriale, c'è una responsabilità nel momento in cui si gioca di rappresentare tutti coloro i quali, trovandosi nella stessa situazione, avrebbero piacere di giocare, di fare squadra, e non lo possono fare perché magari ci sono condizioni diverse da un punto di vista di habitat di riferimento, da un punto di vista di organizzazione, da un punto di vista anche di impiantistica, mi spiego. E quindi come tale, ecco, sentire insieme questo con un'opportunità e una responsabilità consente da un momento di esprimere il meglio di se stessi anche nella competizione, e nel contempo di avere la responsabilità di dare continuità a questa iniziativa, perché può essere un'iniziativa che diventa poi prodromica ad altre tante iniziative che noi speriamo che in parte ci sono, in parte ci saranno in tutte le carceri italiane. Ovviamente l'intervento è istituzionale, ma insomma avendo giocato a calcio tanti anni, prendo esempio da una conferenza stampa che ci ha visto vicini qualche giorno fa, in cui si parlava di un torneo giovanile di calcio a 5, in cui insomma questi ragazzi hanno l'opportunità di crescere, di imparare, no? E magari
come succede per il Viareggio del calcio, poi di prendere strade anche importanti, però giustamente da ex calciatore professionista Eugone ha anche detto beh, però è anche bello vincere, non solo partecipare, no? E questi ragazzi vincono anche, quindi è un in più, ma è anche proprio un ulteriore senso del percorso. Sì, grazie Martina. Intanto mi rivolgo subito ai ragazzi e vi dico che oggi abbiamo un'opportunità straordinaria, perché siamo qua in mezzo a tante persone, tante autorità, ma abbiamo il capo della Lega Nazionale Dilettanti, ed è un onore, un piacere, conoscendoci ormai da tantissimi anni, però è veramente un piacere averlo qui con noi e sicuramente ci gratifica per tutti gli sforzi che fate, il piacere che avete, perché giocare a calcio è un piacere, però credo che questo sia un po' un fiore all'occhiello di un percorso iniziato nel 2014. Prima dico veramente due parole, prima anche prendendo spunto dal titolo di oggi, Martina giustamente diceva se la palla supera la barriera è gol, magari fosse così, la palla supera la barriera, non sempre è gol, perché se la calcio io va alta, quindi dipende molto dalle persone, dalla persona che calcia, perché se la persona calcia è brava, si è allenata, ha fatto un percorso, allora la palla va dentro. E qui è la metafora di quello che è successo qui, perché Beppe Ruzza è una persona che ha condiviso un percorso, e lo ringrazio, ti ho ringraziato sempre personalmente, adesso ho l'occasione di farlo qui di fronte a tutti, ma Lara Mottarlini è un'altra di quelle persone che ha creduto in questo progetto. Nando lo ha sposato, Nando Badon, l'allenatore, lo ha sposato perché da ex calciatore anche lui condivide la passione e le emozioni che voi gli regalate. I direttori del carcere che si sono succeduti in questi anni hanno condiviso questo percorso. Prima giustamente la direttrice diceva e l'ha sfumato. Da un punto di vista organizzativo non è facile, e io condivido quello che dice, perché il sabato pomeriggio, quando noi accogliamo le squadre che vengono da fuori, le facciamo entrare in carcere, se la persona che è abilitata a far entrare queste persone c'ha il raffreddore, rischiamo che la partita non si svolga. Allora tutte queste organizzazioni che per voi giustamente, per me giustamente possono essere secondarie, sono di primaria importanza, e quindi il fatto che la direttrice sia qui a condividere questo progetto è una cosa che ci fa tanto piacere, perché vuol dire che continuiamo a lavorare sulle orme di chi ha cominciato questo progetto, nella speranza anche di migliorarlo, perché tutte le cose si possono migliorare con l'aiuto di tutti, e quindi le persone fanno la differenza. Beppi, le persone fanno la differenza, e quindi quella palla oltre la barriera, se è tirata bene, fa gol, e qui dentro abbiamo fatto gol, e questa è la cosa più bella che possiamo regalarci oggi. Poi ci sono tantissime cose che noi potremmo dire di questo percorso. Coppa Disciplina, 8 volte su 11 avete vinto la Coppa Disciplina. Sapete fuori cos'è la prima cosa che dicono? Per forza, devono rigare dritto. E io rispondo sempre, tu parli così perché non hai mai giocato a calcio. Perché non hai mai giocato a calcio, perché nel momento stesso in cui tu entri in campo ti dimentichi tutto, perché giochi a calcio, ti diverti, è una passione, è un qualcosa che tu fai con il cuore, per cui voi e chi vi ha preceduto sono stati particolarmente bravi a vincere la Coppa Disciplina, e non perché siete in questo momento in un percorso della vostra vita in cui state pagando degli errori che avete fatto. Questo deve essere chiaro, e dobbiamo trasferirlo all'esterno questa cosa. Vincere la Coppa Disciplina, siete stati bravissimi, ed è un vanto, è giusto che la direttrice dica, è un vanto. Io vi posso dire che l'amministrazione comunale, ma io in particolare perché ho il cuore da ex calciatore, perché ormai purtroppo siamo quelli, però abbiamo condiviso le stesse identiche passioni, vi posso assicurare che vi staremo sempre vicini, e assieme a quelle persone che ho citato prima e tante altre, i volontari, le persone che ci consentono di fare questo campionato, vi saremo sempre vicini per continuare questo percorso. Voi tra l'altro siete
è peggio dei calciomercati, perché ogni tanto Nando fa la formazione e dice ah no, questo è andato via, per fortuna è andato via, però ragazzi anche questa è una difficoltà per l'allenatore che deve mettere in campo una squadra e che magari la domenica successiva, il sabato successivo dice sabato faccio giocare il bomber e il bomber va via, perché per fortuna è uscito, grazie anche al percorso che abbiamo fatto qui dentro. Grazie ragazzi, da parte mia è sempre un piacere. Grazie. Stefano Ricci è il regista del documentario, io lo farei scendere, che non l'abbiamo ancora visto, però ce lo illustra, ce lo precede, ce lo rende ancora più godevole e godibile dopo, quando riusciremo a vederlo. Benvenuto. Grazie. Che dire, spero intanto che riusciremo a vederlo, spero che il documentario parli meglio di questo progetto più di quanto possa fare io adesso. Devo essere onesto, sono piuttosto emozionato. Per me questa giornata è molto importante, poter presentare questo prodotto davanti a voi ragazzi, e quindi devo iniziare ringraziando la direzione dell'istituto e tutte le persone che hanno permesso la realizzazione del progetto e di questo prodotto, quindi il presidente Giancarlo Abete, Luca De Simoni che ha voluto fortemente il prodotto, tutta Bonfabio che è il team che mi ha aiutato a realizzarlo, e poi ovviamente i ragazzi della squadra e il mister Nando e Lara. Che dire, per me presentare qui questo progetto è importante perché quando si realizza un documentario c'è una grande responsabilità da dover affrontare, che è quella di raccontare la storia di persone che non sempre hanno l'opportunità di essere raccontate. E molto spesso, in alcuni casi, come quello che viviamo oggi, il racconto che si fa di certe storie non è proprio così fedele a quello che queste persone rappresentano. Spesso è un racconto negativo che parla solo degli inciampi e mai delle risalite. Persone che oggi magari vivono una condizione che possiamo provare un po' tutti, che è quella di sentirsi un numero. Nel mondo non è che stanno andando benissimo le cose, molto spesso ci sentiamo un po' impotenti di fronte a tutto ciò che è più grande di noi e ci sentiamo un numero. E l'altro giorno, a un altro evento della Federazione dei Dilettanti, stavo pensando che forse il calcio, o gli sport di squadra in generale, sono forse l'unico caso in cui vestire un numero, vedersi assegnare un numero è un motivo di orgoglio e di vanto. Di solito quando ci sentiamo un numero ci sentiamo nulla, e invece quando indossiamo un numero facciamo parte di una squadra, abbiamo un ruolo, abbiamo delle responsabilità e sappiamo che ogni numero fatica, si allena, si impegna per far sì che gli altri possano vivere le proprie sconfitte o vittorie e sentirsi qualcosa di più di un numero. Quindi per questo credo molto nel progetto e ringrazio tantissimo chi lo porta avanti, e se ci siamo, insomma, vorrei chiedervi un applauso per i ragazzi che stanno qua. Spero vi piaccia. Bravo. No, andiamo avanti, allora magari Lara. No, era previsto un tuo intervento. No, però, Dai. Se ce la facciamo? Che dite? Dai, Lara Montarlini. Dai, un applauso. L'idea, la progettualità nasce dopo, però c'è questa timidezza, no? Tu fai un sacco di cose, hai fatto questa cosa che mi si vede, questa cosa così importante, così forte, no? Qualcosa di
sì, che tocca chiunque entri a contatto, no? Con questa realtà, e poi magari quando è ora di spiegarla fai prima a fare che a dire, no? Però insomma oggi è anche il tempo delle parole e ovviamente dei ringraziamenti nei tuoi confronti per quello che fai. Grazie Martina, grazie. Io ringrazio. Ovviamente ringrazio la direzione, ringrazio la Lega Nazionale Dilettanti, grazie al Presidente Abete per essere venuto qui oggi, sapendo che poi deve scappare a Roma, grazie mille. Grazie ovviamente a te, Giuseppe Ruzza, a Beppi, con il quale abbiamo iniziato questo lungo percorso. Mi ricordo ancora la prima volta che sono venuta in ufficio da te, a Mestre in FIGC, che sono rimasta più di mezz'ora con la manina alzata, però poi alla fine siamo qui. E grazie a tutti i delegati della provincia di Padova, Claudio, Daniele Bonaldi, dove sei Daniele? Daniele, grazie per tutti i consigli che mi dai ogni volta, con i miei 1000 dubbi, con le mie mail, grazie all'Associazione Italiana Arbitri, a Matteo Micheli, grazie veramente a tutti quanti e un grazie particolare all'amministrazione comunale, grazie al Comune di Padova, grazie a Diego, grazie per esserci, per essere venuto e per le bellissime parole che hai detto per quanto riguarda la palla al piede e che cos'è il calcio. Il calcio sì, è vero, è svago ed è divertimento. Io vorrei anche ringraziare soprattutto, oltre all'amministrazione, alla direzione, alla vice direttrice Irene Pagnano per essermi stata vicina questa settimana, a Stefano Rossi, grazie di cuore Stefano, e alla giustamente, come diceva l'assessore Bonavina, sembra molto facile dire facciamo la partita, gli ingressi del sabato, e i ragazzi quando arrivo io verso le 2 sanno insomma quanto è faticoso accogliere le altre squadre. Grazie anche a tutte le squadre che ci sostengono, che ci sono vicine all'interno di questo campionato. Se mi sono dimenticata qualcuno nei ringraziamenti mi scuso. Vorrei avere qua a fianco a me il mio mister Fernando, vieni qua. Grazie anche, oggi non c'è perché è in un viaggio di lavoro in Giappone al nostro sponsor CMPP, rappresentato qua da Nicolò. Grazie a Fabio Campagnolo e all'azienda appunto che ci sostiene economicamente da 3 anni. E grazie Fernando per essere, perché Palla al Piede è un progetto che si regge fondamentalmente su 2 pilastri, la parte sociale e la parte sportiva. Il calcio è sport ma è anche sociale perché è fondamentale. Il pallone all'interno di un carcere rappresenta veramente una grossissima opportunità di riscatto. Io lo dico sempre ai calciatori, ai quali ringrazio, tutta la squadra di Palla al Piede, calciatori, magazzinieri, dirigenti sportivi, tra parentesi, apro e chiuso, vi offriranno un piccolo buffet, è stata una loro idea, quindi ragazzi grazie anche per la vostra iniziativa. E cosa dire, insomma, questo documentario è stato molto importante. Con Stefano, insomma, la prima volta che mi chiamò insieme a Luca De Simoni dell'area responsabilità della LND, mi hanno fatto questa proposta. Perché no, insomma, in qualche modo questo prodotto evidenzia tutto il lavoro che facciamo con Fernando in campo sportivo. Ci tengo ad avere qua il mio mister perché, come dicevo prima, il calcio non è solo sport ma è anche la parte sociale. Se io sono più quella che si occupa di avere un contatto con i calciatori, quindi le loro storie, le loro vite, Fernando è anche un po' quelli che poi alla fine li mette in campo, i portieri, i centrocampisti, l'attacco, la difesa. Ecco perché le 2 gambe di questo progetto dobbiamo comunque continuare a camminare insieme. Il calcio è riscatto ed è in qualche modo anche svago, stavo dicendo prima, che sembra poi un ossimoro qua in un luogo come il carcere, all'interno di queste mura carcerarie, divertirsi giocando a calcio. È un ossimoro che però non stride, ma secondo me dà speranza e dà opportunità.
perché la cosa a cui noi ci teniamo di più, che è il nostro titolo più importante, è appunto la Coppa Disciplina, perché cerchiamo di spiegare attraverso anche il codice etico che i calciatori firmano nel momento del testamento l'importanza della disciplina, quello che in qualche modo lo sport cerca di dare qua dentro, il rispetto per se stessi, il rispetto per il compagno all'interno dello spogliatoio, ma anche il rispetto degli avversari. Fernando, hai qualcosa da aggiungere? Ti ho rubato la voce, Può Martina? anticipare il discorso, no? No, Spoiler. No, te lo vediamo dopo. No, ma intanto grazie a tutti, perché poi non è così normale vedere tanta gente qua dentro, almeno per noi che Soprattutto qua in auditorio. da 10 anni, 12 Lara, che ci troviamo qua il martedì, giovedì, poi il sabato, diciamo tra virgolette da soli durante la settimana, diciamo, portiamo avanti questo progetto che per tutte le difficoltà naturalmente che troviamo. Intanto grazie per le parole che hai detto con questa roba. Quindi io spero invece che, per farla breve così dire, che questo sia veramente un'opportunità per poter dire, per poter pensare che questo progetto possa comunque continuare a esistere, perché il problema da sempre, almeno tra noi, giusto Lara, a fine campionato sempre lì a metterci a dire oh, adesso le risorse, come facciamo, siamo stanchi, perché poi c'è da dire che questo è una cosa che anche dal punto di vista sia psicologico che fisico è abbastanza difficoltoso, cioè ci sono delle annate che sono dure, arrivi alla fine stagione che dici oh, cosa facciamo? Quindi io mi auguro, visto poi diciamo tutte le persone tra virgolette importanti, se non importanti qua dentro, che questo sia l'inizio per poter dire che il progetto avrà una possibilità a poter continuare. Questo penso sia fondamentale per i ragazzi che a fine campionato ci chiedono sempre se a settembre si riparte, e quindi mi auguro questo. Quindi grazie a tutti e basta. Abbiamo altri 5 minuti? Sì, 10 probabilmente. Allora ha nominato Lara, ti lascio qui, ti tengo qui, perché anche Luca De Simoni lo facciamo scendere. Infatti, dov'è? Eccolo qua. Responsabile di responsabilità sociale della Lega Nazionale Dilettanti. Allora, che emozione è? Perché parliamo anche di emozioni, no? Che emozione è essere qui? Insomma, intanto è un piacere prima di tutto, perché noi incontrare i ragazzi che abbiamo visto nel cortometraggio qui, come insomma nelle altre carceri in cui abbiamo altri progetti. Io credo che ci siano due punti fondamentali da riconoscere in questo percorso, che come insomma è stato detto in precedenza rappresentano un punto di inizio, un nuovo punto di ripartenza, no? E credo che possa dare anche, no, ho saputo che diceva Lara che ci sarà tanto turnover dalla prossima stagione, perché no, tanti ragazzi escono fortunatamente, e credo che il calcio, no, possa dare anche qui una spinta importante, perché durante gli allenamenti, durante il percorso che una squadra costruisce, si imparano, no, tante skill che poi possono essere nella vita, no? Il lavoro di squadra, il rispetto, quindi sono poi competenze che si possono portare anche al di fuori del campo. E poi, come sentiremo spero nel cortometraggio, il calcio, no, ha questo potere magnifico che riesce allo stesso tempo a farci sentire bene, ad aiutare, no, a livello psicofisico tutti noi, perché ovviamente, no, fare attività sportiva porta diversi benefici, ma in questo caso riesce anche a far sentire liberi, no, i ragazzi che si trovano in un contesto di detenzione. Quindi veramente noi in Lega Dilettanti crediamo che il calcio è un mezzo e dobbiamo usarlo come tale per arrivare ad altri tipi di scopi, no? Quindi uno scopo sociale, uno scopo di crescita in questo caso, e insomma Palla al Piede ne è un esempio tangibile, concreto, ormai da 10 anni con la Coppa Disciplina e con il percorso che insieme a mister Nando e Lara stanno facendo tutti i ragazzi. Quindi per noi è stato solo un piacere, veramente un'emozione raccontare questo percorso, e vogliamo che appunto questo tipo di prodotto, come diceva Stefano, possa stimolare altri istituti penitenziari
potenziali a portare progetti simili in giro per l'Italia. Sei andato in ufficio, sei stata quanto tempo messa così? Da Peruzza? Da mezz'oretta. Dai, facciamo che vi metto vicini. Insieme sono riusciti anche loro a essere come due gambe, no? Che camminano insieme in questa cosa. Io la Dara ogni tanto la mando a quel paese, non tiene solo mezz'ora, quando comincia il telefono devo trovare tutte le scuse di sto mondo per dire lasciami andare. No, questo è stato detto tutto e io non voglio ripetere. Questo intervento deve essere un intervento di ringraziamento alla Lega Dilettanti, che ha creduto e che continua a credere a questo progetto, un ringraziamento all'amministrazione comunale, con Diego Armando Bonavino. Noi ci siamo incontrati spesse volte per cercare di aiutare Lara e so quanto a cuore l'amministrazione di Padova ha questo progetto. Un ringraziamento grosso a Lara per il suo impegno costante, continuo, a volte pesantino nei confronti del Presidente Ruzzi, insomma, comunque, ecco, ha detto che sai che ti voglio bene, se la cava così. Però il ringraziamento più grosso va sicuramente alla direzione, ma va ai ragazzi che un anno devi stare attento perché alzati in piedi, girati in alto, guarda, lui è da sabato scorso che mi dice mi lasci in panchina anche prima lei, quindi ti do un consiglio così spassionato, fallo giocare. No, grazie. No, ha debuttato, ha fatto anche 2 gol. Dai, bravissimo. 2 partite, 2 gol mister. Un grazie davvero a loro, perché mi ricordo un fatto, ti ricordi là, periodo del Covid. Noi siamo entrati in carcere per dire a questi ragazzi guardate che sospendiamo tutta l'attività. Ero con Roberto, il nostro vicepresidente, e abbiamo visto delle persone veramente con le lacrime. Questo sta a dimostrare esattamente quello che è stato detto prima, l'importanza che lo sport ha all'interno di questa famiglia e di istituzione. Io spero che questo progetto venga recepito da altri istituti, perché è fondamentale e importantissimo. Con certi ragazzi io ho imparato anche a diventare amico, perché 8 volte che vengono a trovarci a Mestre, 8 coppie vinte, siamo veramente amici e mi piace abbracciare quando lo vedo. Così come Nando, fallo giocare. Erano i tuoi figli quelli che erano con te? Ah no, bravo. Quello è stato un momento estremamente toccante. Noi abbiamo fatto, ricordo la festa del 14, tu le hai fatte quasi tutte perché hai sempre vinto la Coppa. Io credo che quella di sabato scorso sia stata un po' la festa più bella perché abbiamo portato, lo dico, vado fuori tema, noi abbiamo invitato anche i nostri amici arbitri, abbiamo invitato quei ragazzi che hanno avuto delle aggressioni e il presidente Tarcisio Serena, che è qui presente, ce li ha mandati, noi abbiamo avuto l'onore di premiarli e c'è stato un intervento bellissimo da parte del vicepresidente Andrea Marco. Credo che abbiamo lanciato un messaggio importantissimo di valori veri, quindi questo è il nostro cammino che vogliamo continuare a farlo ancora anche con voi. Bocca al lupo. Mister, vieni! Ciao! Ah, bella! No, è bella la
non interessa, ripeto, il risultato, quello viene di conseguenza, ma come l'atteggiamento che portiamo da quando arriviamo qua, la fase del riscaldamento, la fase della preparazione della partita, d'accordo? Dobbiamo sempre crescere un po' di più, Claudio, su queste cose che sbagliamo. Ma dal punto di vista proprio dell'intelligenza, Murray, di quello che cosa significa stare in campo, messi bene, Albion, West Ham, Luan, le cose dovrebbero arrivare in automatico, una squadra come la nostra che ormai ha esperienza, va in campo, l'importante è essere messi bene in campo, con le giuste distanze tra reparto e reparto, ok Murray? Dai che ci siamo, Perciò quei 2, 3, 4, 5 minuti che giochiamo dobbiamo dare il 100%. Ok? Lavoriamo tutti per una cosa sola. La vittoria del sabato, ragazzi. Facciamo sacrifici per poter vincere il sabato. Ok? Rispetto, massimo rispetto. Massima cattiveria. Ripeto, cattiveria calcistica, non cattiveria personale. Fallo lo faccio e lo ricevo. Vado vicino al compagno, vicino all'avversario, scusa, do la mano, mi alzo. Troppo è successo, che mi fa? Stiamo giocando a calcio. Ok, stiamo giocando a calcio. Però è quella cattiveria, non il resto. Quella è cattiveria, non il resto. Il resto non lo voglio sapere, Là sta la porta, ragazzi, lo sapete, non è che ripeto ogni volta. Là sta la porta, si risale e non si riscende più, Ok? Buona, ragazzi. Pallone nel calcetto che sono belle sensazioni, no? Perché ti impegni, sei impegnato tutto quanto con la squadra, l'affiatamento, che a prescindere uno gioca di meno o gioca di più, però è sempre una cosa che è bella, è una cosa che ti piace e c'è quell'ora e mezza, 2 ore che tu stai con la testa altrove e ti diverti, no? Poi dopo nasce l'amicizia, nasce le cose più forti. Io quel che penso è che noi, io mi scordo proprio di stare qua quando entro in campo, entro proprio nell'ottica della partita di campionato. È tutta un'altra cosa per me, non penso a niente, mi scordo tutto ciò che ho dietro, perché comunque sono nuove esperienze, comunque quest'anno abbiamo avuto nuove cose, nuove esperienze, nuovi allenamenti, nuovo mister, sono tutte cose che fuori... E qual è l'obiettivo tuo? L'obiettivo è vincere. Solo? E fare falli. No, ma io penso che il mister me lo aggiusto bene, non ti preoccupare. Sono arrivato a giocare fino a eccellenza, una categoria di eccellenza. Però prima sarebbe stato diverso anche perché prima non era solo una passione, prima poteva essere qualcosa in più, che le potenzialità ci stavano.
Però poi se uno dà sempre la colpa al quartiere in cui vive, le amicizie, non è così. Che se uno le cose le vuole fare, le fa. Forse mi piace più oggi giocare a calcio che prima. Io già mercoledì a colloquio a mio figlio, amo babbo con pochi panzilli, perché poi sono titolare. Ho fatto 2 gol veramente e volevo essere spiegato i gol. Allora io, perché io lo voglio invogliare a sta cosa, glielo dico con più entusiasmo e magari se ho fatto un gol carino, invece ci faccio credere che ho fatto un Eurogol. Allora si arrecrea e dice, mamma mia, babbo, hai fatto questo gol? Papà, ho fatto un gol incredibile. Quando ero in Albania ho fatto un altro sport, avevo 13 anni, diciamo, alpinismo, nei montagni, quella roba lì, che mi piaceva, diciamo, perché c'aveva anche il mio cugino che mi spingeva, che poi l'ho fatto un anno, poi l'ho smesso e poi mi sono preso la strada che sono venuto qua, perché avevo 15 anni quando sono venuto in Italia. Perché c'aveva mio fratello che è venuto nel 91, i primi rifugiati che sono sbarcati qua. E poi siamo cresciuti un po' qua, un po' di là, poi siamo finiti anche qua. E grazie al progetto che ti fa inserire nella società, diciamo. Perché è una cosa bella, perché ti incontri con le persone da fuori, con le squadre da fuori, che è una cosa bella, perché noi come detenuti non aspettiamo ora che viene quel giorno di sabato che ci scendiamo in campo, che ti dimentico quella parte che stai qua. Sei giocatore, quel giorno tu sei giocatore, i pensieri ti volano. È una cosa bella perché pensiamo solo alla partita e basta. 1, 2, 3, qua c'è, 4. Io giocavo a calcio, io vengo dalla periferia di Napoli, quindi non sapevo neanche cosa vuol dire una società, una squadra, perché giocavamo in strada. Io prendevo il pallone, mi ritiravo la mattina, scendevo e mi tiravo la sera. Dopo, venendo qua al nord, ho iniziato a intraprendere con le giovanissimi, col Venezia, ho fatto un po' di... Cioè, ho iniziato là a capire il valore della squadra, dello sport, no? Quando facevo delle coppe, quando venivo, come si dice, sì, premiato, riconosciuto, bravo, e questo a me faceva stare bene. Quelli sono i momenti che... Dopo i momenti di gol, io mi ricordo tutti i gol che ho fatto da quando ho iniziato qua a giocare in giovanissima al Venezia. Ogni volta che fate anche qua mi rivengono tanto in mente. C'è quella cosa là, quella sensazione che mi dà giocando in un campionato di nuovo, cioè mi ha aperto di nuovo nel mondo che avevo tralasciato, perché avevo tanti bambini, ho 2 figli, io quindi un po' l'ho lasciato, no? E questa, grazie al progetto qua, ho iniziato, infatti quando sono venuto a sapere che c'era il progetto Pallapiede, ero subito già, non vedevo l'ora di prepararti, di stare in mezzo agli altri anche, in un modo sano, capito? Perché alla fine, cioè, stai bene. Cioè... 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Se te ti fa male ti fermi? Andiamo al muro. Ci siamo, dai raga? Dai, andiamo a spostare sto muro. Piano piano, se no ve ne andate. Piano piano, non lo buttate a terra, oh. Dai, teste. Dai raga, oh. Tutti insieme. Sto avendo modo di vedere la persona umana che c'è dietro quella divisa, perché quando sta in campo con noi si mette la tuta come ce la mettiamo noi e si allena come ci alleniamo noi. Allora noi non vediamo solo l'appuntato, noi vediamo l'uomo. E quindi quando conosci una persona che magari c'è una barriera, perché quella barriera ci deve stare, è così che funziona. Cioè quel campo è come se fosse una cosa a parte dall'istituto, cioè una cosa a parte del carcere. Tu quando entri in quel rettangolo di gioco
Cioè, ma in un mondo a parte, dove non esiste, tu si guardi, io sono detenuto, tu sei direttore, io sono detenuto. No, il direttore è il presidente, la puntata è mister. E noi non ci, come ho detto prima, non ci guardiamo come detenuti, ci guardiamo come compagni di squadra, punto. Mi raccomando, andate a dormire presto venerdì, eh? No, venerdì c'ho un appuntamento. Rinvio la prossima settimana appuntamento. Cerchiamo di ripetere la stessa partita di sabato, ragazzi. La stessa partita di sabato. Sabato buona. Ok? Sia a livello caratteriale, sia a livello tecnico. Ok? Cerchiamo di migliorare sempre, sempre, sempre di più. Ok? Facciamo un gioco di squadra. Abbiamo detto chi sbaglia non viene rimproverato, eh? Chi sbaglia, il compagno va a recuperare lo sbaglio che ha fatto il compagno. Ti cambiano le cose, per esempio cambia le squadre, cambia anche tu come persona, perché non sei quelli che sono entrato 10 anni fa. Ogni anno i cambiamenti ci sono. Poi grazie, come ti ho detto prima, io ho un bellissimo rapporto con l'allenatore, con il presidente, con quello che era prima. Quello che c'era prima io consideravo come il mio papà. C'ho un bel rapporto che, credimi che anche perché grazie a Dio da un anno che esco in permesso, che esco fuori. E quando sono uscito il primo permesso che ho fatto 5 ore mi sono venuto lui a incontrare, che non è facile a trovare una persona perché adesso non viene più dentro. E mi sono commosso, ti dico la verità. E cambiamenti ci sono tanti, perché ti cambi anche tu dentro come persona, perché non sei più ragazzino come che eri 10 anni fa. Ti dico la verità, ho 45 anni e cambia, è normale, perché ti cambia anche l'ambiente, anche le persone che ti incontri, anche i discorsi quando fai con gli altri da fuori, perché ci sono certe squadre che vengono qui con i suoi tifosi, diciamo, e ci sediamo insieme e ci mettiamo, facciamo 2 chiacchiere, e lì capisci la tua posizione, che posizione sei. E poi da quel discorso cominci a cambiare, perché non sei più quello che eri prima, cambi sempre. Capite anche le persone che vengono, il mister o il presidente Lara, cioè che vengono da fuori, capite già il valore là, che dopo capisci il valore dello sport, però capisci già il valore, ok, che arrivano delle persone per noi. Cioè io sono un'altra persona là, sul calcio, cioè la mia mente si spegne, cioè il senso si spegne, il lato fuori, cioè non ti fa pensare, non so come spiegarti, è un momento, sei libero, se ti senti, sei libero. Adesso, come ripeto, facciamo il riscaldamento? Sì, tutte e due, ma piano. Facciamo fase di riscaldamento. Fase di riscaldamento, proviamo il tizio. Quelle dei sabato si può guardare. Sì, però lui si aspetta la palla che non viene in gol. Dal destro,
grande di sabato. Mettiamoci uno di fronte all'altro, andiamo. Dov'è Lara? Eccola. Le testimonianze le scelgo io oppure sono già ok? Vai, vai. Venite ragazzi, ve leggo e Marigliano. Ma domani devo partire? No, appena finito il filmato. Beh, come avete visto sono Antonio, sono diciamo il vice capitano, oggi capitano della squadra, questo onore qua di essere capitano da oggi. Vedendomi ancora adesso il video mi ha emozionato ancora di più. Adesso non so perché. No, è stato veramente commovente. Volevo dire una cosa anche che non l'ho mai detta, no? Anche in spogliatoio, da capitano. Credo che sia il momento giusto e anche il momento più bello oggi ringraziare i miei compagni di viaggio di come è andata quest'anno, anche gli anni precedenti, perché essere capitano è una responsabilità, no? Credo che sia più difficile qua dentro che farlo fuori da capitano, e per questo volevo ancora ringraziarvi come vi siete comportati, i miei ragazzi di avventura, per questo vi dico grazie. Lo tengo io. Sì, grazie. No, sono emozionato. Sei orgoglioso di loro? Sì, sono orgoglioso di loro e soprattutto del mister e della donna. Perché il cambiamento c'è proprio dopo quando te lo vedi, dici ma no. E questo cambiamento è dovuto anche grazie alle persone, cioè al presidente e anche la penitenziaria, no? Che ti insegnano, ti fanno capire dei valori che magari tu ce l'avevi nascosti, no? E te li tirano fuori. E quando la capisci, soprattutto Lara, no? Mi ha fatto lavaggio del cervello, Lara, in senso positivo. Tutto oggi me lo fa, però mi è servito. E per questo volevo anche ringraziarti, Lara. Mi ha fatto questa esperienza proprio, a parte sul fatto di essere uomo, no? Ma poi ho anche un'altra responsabilità che è molto più grande, essere papà. E questo, anche grazie a questo progetto qua, cioè, già là capisci il valore che ha questo progetto qua, ti può aiutare sia come persona, come uomo e soprattutto anche come padre. Perché se hai la responsabilità verso una squadra, diventa una palestra, no? È più facile dopo anche con i tuoi figli, tu faccia questo, insegni a loro la disciplina, il rispetto, lo sport, che è importante. L'ho capito oggi, è quello che mi dà fastidio a volte, sono un po' amareggiato, no? Che se l'avessi capito 10 anni fa, 15 anni fa, ora potevo essere il suo collega. Hai capito? Perché c'è questa bellissima colpa disciplina che è a rischio perché stiamo andando indietro troppo. L'unica cosa che spero è che questo progetto qua vada avanti, perché come ha dato qualcosa a me, ha dato qualcosa a un altro, sicuramente darà tanto a tanti altri ragazzi. Questo io mi auguro, che c'è anche la partecipazione che oggi vedo, la vedo, ce la sento anche,
che c'è questa gente qua, e quindi volevo ringraziare anche tutti coloro che oggi ci sono e che ci diano una mano ancora di più, perché come avete visto anche oggi, no? Una piccola difficoltà qua dentro vi fa far vedere il video quanto è difficile fare una cosa del genere. E niente, quindi ringrazio ancora tutti e sono onorato oggi di essere stato qua. Che ruolo giochi? Lui poteva farti qualche assist perché era centrocampista. Sì, però bisogna che venga fuori a giocare, perché io qua dentro spererei di non giocarci. Ma spero io prossimo anno fuori. No, ma lui diceva collega come ex calciatore, che sarebbe anche oggi lui, no? Ex calciatore, magari potevate dire la vostra, ecco, in campo. Arrivo da questa parte, allora emozioni, a rivedervi lì, insomma, com'è? Sì, come detto prima anche il mio capitano, diciamo, non gioco più perché ho passato un po' di anni. Intanto devo ringraziare tutti gli ospiti che sono qua, che siete venuti, perché ci fa piacere tanto. Vuol dire che non siamo soli. Questa è una cosa che deve precisare un po'. Grazie. Che ti posso dire? La squadra, io faccio parte dall'inizio, ho visto la squadra nascere e crescere, ho visto i cambiamenti, ho visto le persone che sono andati, sono tornati. Devo ringraziare anche i ragazzi che sono qua, che ci danno la forza ad andare avanti la squadra, perché ci diamo la forza tra di noi, e tutto questo qua è palo al piede. Mi emoziono perché, siccome non gioco più, perché non ho mai detto a lei, neanche il mister, perché ormai ho un po' di certa età, gli lascio il posto ai giovani. Ah, ok, bene, lascio il posto ai giovani. Adesso mi hanno suggerito dalla regia che c'è un allenamento, una seduta di allenamento, può essere? Lara, sì? Sì, la facciamo? Noi non la riprendiamo, lasciamo andare i ragazzi, però insomma per noi c'è il rinfresco che hanno pensato e realizzato loro, quindi li ringraziamo una volta di più per il pensiero dolcissimo, e loro insomma indossano, come abbiamo visto nel film, calzini, pantaloncini, maglietta, un numero che, come diceva Diego Bonavina, è importante, non è più essere un numero, è avere un numero sulla schiena in questo momento significa avere un'importanza superiore, un'importanza che anche dal punto di vista emotivo dà molto, e quindi ci siamo. E il buffet, sì. Ah no, Lara deve dire occhio. Il salvamento è guidato insieme a Fernando anche da Gianni Chedda, che è qui presente. No, scendi, Daria. Colgo l'occasione nuovamente per ringraziare tutti quanti e mi spiace che ci dovevano essere in lista altri presidenti di comitati regionali della Lombardia, dell'Emilia Romagna, come li chiamo io, gli altri Bepi e del Friuli, perché mi sarebbe piaciuto, Presidente, direttrice anche, lanciare l'appello, l'idea di riuscire ad istituzionalizzare mediante anche un protocollo LND e il Ministero della Giustizia, di portare queste due esperienze del calcio a 5 a Lanciano e del calcio a 11 appunto qua di Padova anche negli altri istituti penitenziari, insieme anche alla collaborazione appunto della LND, in modo tale da dare un unico protocollo di come si può fare, gli ingressi, le partite, tutto quanto. Ecco, io lancio l'idea, come sempre, magari Bepi noi ci possiamo fare promotori di tutto questo. E niente, buon buffet a tutti e lasciamo la parola a Gianni Chedda. È una mister d'eccezione, guiderà... Volevo ringraziare per l'invito che ho accettato con Luca De Simoni, complimenti per il docufilm.
ho avuto la fortuna di giocare davanti a 60-70 mila persone in Champions League, anche in nazionale per mia fortuna, però quando entro e vedo questi ragazzi mi emoziona ancora di più, perché capisco la loro emozione. Nel docufilm si vede benissimo quanto sia importante il calcio, no? Dentro 4 mura, un campo da calcetto ti fa sentire libero, secondo me è una cosa incredibile e ti crea tantissime emozioni. Complimenti a tutti i ragazzi. E sempre per tornare al docufilm, sul fatto della barriera sulla punizione, anch'io li calciavo fuori. Però la prima forse si può sbagliare, lo dico ai ragazzi, la seconda volta però bisogna far gol, perché noi abbiamo sempre una seconda possibilità e il calcio, con l'ordine e la disciplina, ci deve far capire che la prima volta si può sbagliare, sbagliamo tutti, nessuno di noi può giudicare nessuno, però la seconda volta dobbiamo impegnarci per fare gol. Quello è il messaggio che dobbiamo lanciare col docufilm e penso che questa giornata sia testimonianza proprio di questo. Grazie alla Grazie. Quanti siete per stare tutti dentro qui? Ne hai fatte 100, sì.